generalmente di colore marrone per le donne sposate e bianco per le nubili. Ancora una volta si contraddistingue, si differenzia quello che è appunto lo status. E ci spostiamo ancora, ritorniamo nell'Iglesiente con Gonnesa. Permettetemi veramente parole per questa associazione culturale Sant'Andrea che ha fatto tantissimi 10 anni di ricerca. 10 anni di ricerca, parlavo con Oscar Sanna, il documento più antico che finora è stato ritrovato risale al 1789, una ricerca di archivio. Pensate che i documenti più importanti vengono ritrovati nei testamenti, nei lasciti, ma addirittura il medico legale che descriveva con minuzia quelli che erano gli abiti tradizionali. Sal nostradas sono le donne con l'abito tradizionale che indossano sino a 7 gonne, hanno la classica forma a campana, con queste gonne vengono abbinate scarpe e gipponi, il copricapo particolare Subannicciu de colori che veniva utilizzato sino ai primi del 1900 e col quale si abbinavano le calze di color rosso. Gonnesa è un paese dell'Iglesiente caratterizzato dall'attività estrattiva e il modo di indossare il tulle è la caratteristica principale di Gonnesa e dell'Iglesiente, perché le donne una volta maritate annodavano questo tulle sotto il seno. Ecco, e quando si parla di Gonnesa, come non ricordare la grotta di Santa Barbara, che è una delle più interessanti cavità dell'isola, 500 milioni di anni, una delle più antiche grotte del mondo. Intanto ci spostiamo a Villa Sor con il gruppo folcloristico San Biagio di